Va ora in onda Auto da Fè, un mondo senza testa, una testa senza mondo, un mondo in testa. On est parti samedi dans une grosse voiture, faire tous ensemble un grand pique-nique dans la nature. En emportant des paniers, des bouteilles, des paquets et la radio. Jean-Pierre? Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca, ben trovati all'appuntamento con Auto da Fè, oggi dedicato a fare un po' il punto sul Memorandum MOU, Memorandum of Understanding tra Stati Uniti e Iran. Andiamo decisamente fuori dal nostro confine, ma non fuori dagli interessi, peraltro anche nostri. In ogni caso sarà una puntata dedicata a ciò che hanno scritto i giornali arabi a proposito, alcuni giornali arabi dei principali paesi del Golfo, a proposito di questo memorandum di intesa firmato dagli Stati Uniti e dall'Iran il 17 giugno 2026, ancora in fase di perfezionamento e di conclusione dettagliata. In ogni caso, tra le notizie del giorno, una ha a che fare proprio con questo memorandum. Mohammed Bagher Ghalibaf, che è lo stimatissimo capo delegazione dell'Iran per la trattativa con gli Stati Uniti, ha dichiarato che lo stretto di Hormuz sarà gestito dall'Iran, che prima della guerra non lo gestiva, che sono stati sbloccati già 12 miliardi di fondi congelati sui circa 400 miliardi di dollari, una cifra colossale, incredibile, che l'Iran percepirà. Altro punto che secondo tutta la stampa, non solo araba, ha fatto sì che l'Iran potesse considerarsi vincitore di questa trattativa, o comunque ampiamente privilegiato, e che la gestione dello stretto di Hormuz non tornerà mai più a essere quella di prima della guerra. Questo fa sapere il capo negoziatore iraniano Ghalibaf. Ma andiamo direttamente, qui le fonti sono due per avere un panorama interessantissimo della stampa araba. La prima è il Middle East Media Research Institute, memory.org, la seconda gatestoneinstitute.org, dove trovate ampiamente rappresentato il punto di vista degli stati arabi. Il primo articolo che vorrei leggervi ha a che fare proprio con ciò che hanno scritto giornalisti e commentatori arabi, criticando aspramente il memorandum d'intesa firmato con l'Iran, perché trasformerà l'Iran in un mostro ancora più grande di quanto non fosse prima. Il memorandum firmato da Stati Uniti e Iran, 17 giugno scorso, ha suscitato intense polemiche anche nei media arabi. Scrivendo sulla stampa e sui social media, molti giornalisti e commentatori hanno criticato aspramente il memorandum, definendolo un cattivo accordo che equivale a una resa americana alle richieste del corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche iraniane. I commentatori arabi hanno sostenuto che l'accordo rafforza la posizione e l'immagine dell'Iran e dei suoi alleati armati, in particolare di Hezbollah in Libano, invece di portare alla completa sottomissione dell'Iran come aveva promesso Trump, il quale Trump e la sua amministrazione, aggiungono i commentatori arabi, sono caduti in una trappola iraniana, guidati dall'illusione che l'apertura economica avrebbe portato a un cambiamento all'interno dell'Iran, quando in realtà le sue politiche rimangono invariate e forse sono perfino diventate ancora più estremiste. Il memorandum Stati Uniti-Iran garantisce quindi all'Iran una vittoria propagandistica senza precedenti. Altri commentatori affermano che l'accordo è perfino peggiore di quello firmato nel 2015 con l'Iran dal presidente Barack Obama. Questo perché garantisce all'Iran un immediato sollievo economico, i famosi 400 miliardi di dollari, cifra che si fa fatica a pensare perfino, mentre l'obbligo per l'Iran di astenersi dal perseguire armi nucleari rimane di natura puramente dichiarativa, cioè parole, ignorando questioni complesse che inevitabilmente riemergeranno in futuro. La convinzione che i negoziati produrranno pace e stabilità nella regione è lontana dalla realtà, secondo la maggior parte dei commentatori su articoli di giornale e post sui social media. Gli autori di questi commenti presentano il memorandum d'intesa come un pessimo accordo. L'Iran ottiene vantaggi immediati, migliora la propria immagine e rafforza la propria posizione nella regione del Golfo. Il giornalista libanese Nadim Koteic, per esempio,
Ha scritto sul suo account X: gli Stati Uniti hanno appena consegnato all'Iran le chiavi, l'atto di proprietà e i contanti della cassaforte, prima ancora di verificare che l'assegno iraniano venisse incassato. Questo è l'accordo che Trump ha firmato. Dov'è la resa totale che Trump ha indicato come obiettivo della sua guerra? Inoltre, Trump agisce nell'illusione che questo accordo offra all'Iran soltanto piccole ricompense. Crede di poter tenere da parte la carta vincente, il premio più ambito, cioè il fondo di 300 miliardi di dollari per la ricostruzione dell'Iran, fino a dopo la firma dell'accordo finale. Ma la realtà rivela una grave mancanza di lungimiranza da parte di Trump, perché l'Iran al momento non sta cercando il premio più ambito, anche se, come abbiamo visto, il capo negoziatore Gharibaf ha già dichiarato che sono stati sbloccati 12 miliardi di fondi congelati. Comunque i 300 miliardi non sono l'obiettivo immediato dell'Iran, secondo il giornalista libanese Nadim Koteic. Sta facendo tutto il possibile l'Iran invece per ottenere queste piccole ricompense prima dei 300-400 miliardi, perché sono i polmoni che gli permettono di respirare, di rimanere a galla e di riposizionare il proprio potere. Ancor peggio, questi guadagni immediati, scrive ancora il giornalista libanese Nadim Koteic, offrono all'Iran un'occasione d'oro per conseguire una vittoria propagandistica decisiva e usarla abilmente a livello narrativo per plasmare l'opinione pubblica e condurre la sua guerra psicologica e di informazione. Altro commentatore, il giornalista iracheno-libanese Hussein Abd al-Hussein, residente negli Stati Uniti, che sempre su X scrive: ammettere che un accordo con l'Iran islamico fosse l'unico modo in cui l'America potesse aprire lo stretto di Hormuz è la dichiarazione della fine della superpotenza americana. Abbiamo rovesciato regimi per minacce molto minori ai nostri interessi nazionali. Avremmo dovuto trattare Hormuz come Iwo Jima. In un altro post ha condiviso Abd al-Hussein un'immagine generata dall'intelligenza artificiale che mostra Trump che bacia lo stivale del leader iraniano Mojtaba Khamenei, con il testo che indica che è così che l'accordo viene visto dai sostenitori di Hezbollah e dell'Iran. Il giornalista saudita invece Abd al-Rahman al-Rashed ha scritto nella sua rubrica sul quotidiano saudita Al-Sharq al-Awsat, con sede a Londra, che l'accordo con l'Iran posiziona l'Iran solo come potenza regionale e gli consentirà di acquisire forza militare e diventare un mostro ancora più grande di quanto non sia già. L'accordo americano, scrive il giornalista saudita, riabilita il regime di Teheran come potenza regionale. La maggior parte dei fondi che Teheran acquisirà nelle prossime settimane andrà probabilmente a rafforzare la posizione del regime militare e questo renderà l'Iran un mostro più grande di quanto non fosse prima. Un altro giornalista saudita, Khalid al-Oujaan, ha scritto sul quotidiano della Mecca: credo che gli accordi tra Stati Uniti e Iran possano essere definiti lontani dal genio e vicini alla resa, perché non rispondono alle richieste di sicurezza degli alleati americani né alle loro aspettative e speranze, e perché sono ben lungi dall'essere stati attentamente ponderati. Quanto alla resa, intendo che all'Iran è stato concesso molto più di quanto gli serva o a cui aspiri, a cominciare dai fondi congelati, metà dei quali prima della firma, come se l'Iran dicesse pagate prima di negoziare, e culminando con la rimozione delle sanzioni economiche imposte, senza contare che la parte americana si accontenta della discussione sull'arricchimento dell'uranio, che sarà oggetto di ulteriori negoziati perché non è ancora stata decisa. E c'è anche la questione dell'apertura dello stretto di Hormuz, che la Repubblica Islamica dell'Iran ha sfruttato con successo e astuzia come carta politica, pur non avendo alcun diritto effettivo di gestirlo o controllarlo. Adesso invece lo gestirà. Credo, conclude il giornalista saudita Khalid al-Oujaan, che siano stati commessi errori strategici che annullano le ragioni per cui l'America ha iniziato questa guerra, in primo luogo dopo che il suo presidente ha sottolineato le sue intenzioni e la sua determinazione a eliminare l'intero regime iraniano. Quali errori?
Quando la parte americana, che ha la superiorità militare e il sostegno internazionale, si affretta a scendere a compromessi senza sforzo, indebolisce i propri interessi e dà al suo avversario, l'Iran, un notevole slancio dopo che la sua immagine è stata distrutta con l'eliminazione dei suoi leader e alti funzionari. In secondo luogo, all'Iran è stata data l'opportunità di vantarsi di una vittoria falsa. Molti commentatori hanno affermato che non ci si può fidare dell'Iran in alcun modo e hanno criticato aspramente sia il presidente Trump che il vicepresidente Vance per avere ingenuamente preso questa decisione. Il commentatore degli Emirati Arabi Amjad Taha ha scritto: su 8,3 miliardi di persone sulla Terra, solo 2 sembrano fidarsi dell'Iran, Trump e J.D. Vance. Il giornalista saudita Mashari al-Dahidi ha scritto nel suo articolo su Asharq al-Awsat 21 giugno, 2 giorni fa, che la fine della guerra senza dubbio farà rivivere l'economia globale, ripristinerà la normalità dei viaggi, dei trasporti, della vita quotidiana, tutti i risultati positivi. Tuttavia, finché non si affronta la radice del problema, il problema potrebbe riemergere. Le intenzioni nascoste sono più importanti dei testi scritti e il vero impatto risiede nel modo in cui un testo viene ricevuto e interpretato e non nel testo stesso. Dopotutto, i meccanismi attraverso i quali gli iraniani percepiscono e interpretano le cose operano su un binario diverso da quelli di Trump e J.D. Vance. Il giornalista libanese Khairallah Khairallah ha attaccato l'amministrazione Trump per aver ceduto alle pressioni delle guardie rivoluzionarie iraniane, rifiutandosi al contempo di riconoscere che l'Iran difficilmente cambierà. Ha scritto nella sua rubrica sul quotidiano degli Emirati Al-Arab: è inconcepibile che un gruppo di funzionari americani come il vicepresidente J.D. Vance, che sa molto poco dell'Iran, debba gestire un dossier così delicato. Stiamo assistendo a un nuovo capitolo di una storia iniziata nel 1979, quando i nuovi governanti iraniani detennero il personale dell'ambasciata statunitense a Teheran per 444 giorni. La presa di quegli ostaggi americani, che non ha incontrato alcuna reazione da parte degli Stati Uniti, ha aperto la strada a ulteriori ricatti iraniani contro il grande Satana, gli Stati Uniti. La Repubblica Islamica dell'Iran ha ingannato la maggior parte delle amministrazioni americane negli ultimi 47 anni. Il memorandum di intesa, firmato di recente, che non è sostenibile, prosegue il giornalista libanese sul quotidiano emiratino Al-Arab. Il memorandum d'intesa non è altro che un ritorno dell'amministrazione Trump alla tradizionale politica americana nei confronti della Repubblica Islamica dell'Iran. L'ingresso degli Stati Uniti nella guerra con l'Iran non è stato che un'anomalia e ora Donald Trump è tornato alla posizione di cercare un accordo con l'Iran. Questo spiega perché l'autorità sulla questione sia stata delegata al vicepresidente, insieme all'inviato per il Medio Oriente, Steve Witkoff, e a suo genero, Jared Kushner. Nulla è cambiato in Iran che giustifichi una resa americana alle guardie rivoluzionarie. Siamo ben lontani dal giorno in cui Washington potrà presentare l'Iran come un luogo in cui si possano concludere importanti accordi commerciali. Ciò a cui stiamo assistendo adesso è una mentalità americana che affronta una questione complessa senza comprenderne i dettagli e la storia. Questa mentalità americana, che voleva trasformare Gaza in una nuova riviera, è completamente scollegata dalla realtà della regione e non riesce a capire che l'Iran non è disposto a cambiare. Tutto ciò che la leadership iraniana vuole è guadagnare tempo. L'Iran scommette su un cambiamento politico in Israele, sul crescente disaccordo tra Israele e gli Stati Uniti, sulla sconfitta dell'amministrazione Trump alle elezioni di medio termine a novembre. A quel punto Trump diventerà un presidente zoppo. Il presidente americano, conclude il giornalista libanese Khairallah, è caduto nella trappola iraniana. Il suo problema rimane quello di non avere una squadra che comprenda la natura dell'Iran, mentre l'Iran sa benissimo come trattare con l'America. Gli iraniani hanno lunga esperienza nel comprendere le amministrazioni statunitensi e nel piegarle all'obbedienza, aspettando il momento giusto per giocare al gioco del ricatto di cui sono esperti. Questo non si limita agli Stati Uniti, si estende ai paesi della regione e agli stati dell'Europa occidentale, che hanno assunto una posizione molto cauta sul memorandum d'intesa. Amir Taheri, che prima della rivoluzione islamica era direttore del quotidiano statale iraniano Kayan,
ha scritto, nella sua rubrica su Sharq al-Awsat, che la guerra non ha prodotto alcun reale cambiamento nella posizione estremista della leadership iraniana e che i prossimi negoziati con essa non porteranno alla stabilità regionale. Scrive Taheri: l'affermazione che a Teheran sia emersa una nuova leadership è fuorviante, perché le persone che Trump sta ora elogiando sono le stesse che erano in prima linea prima dello scoppio dell'ultima guerra. Inoltre, non c'è stato alcun cambiamento significativo nelle politiche generali del regime iraniano. Continua a giustiziare gli oppositori, a confiscare le proprietà dei suoi critici, a organizzare arresti di massa in tutto il paese e a convogliare denaro e risorse ai suoi alleati regionali. L'unico cambiamento nel panorama è la recente rivendicazione di Teheran del possesso esclusivo e assoluto dello stretto di Hormuz. Tutto ciò che abbiamo finora è una proroga di 60 giorni di un fragile cessate il fuoco, accompagnata da un elenco di richieste reciproche che restano oggetto di contrattazione. I colloqui di questi 60 giorni, conclude Amir Taheri, produrranno qualcosa di simile alla pace e alla stabilità nella regione, come molti sperano? La mia risposta inequivocabile è un fermo no. Il regime khomeinista è un'anomalia, un paradosso storico in una regione che sta cercando di prendere le distanze dagli scontri ideologici e dai giochi di potere e che si impegna con vigore per lo sviluppo economico e sociale. La tattica che l'Iran adotterà è chiara: ritardare e prolungare i colloqui fino a quando Trump e Netanyahu non lasceranno la scena, esattamente come hanno fatto con 6 precedenti presidenti americani e una successione infinita di primi ministri di Israele. Diversi autori hanno fatto poi un paragone diretto con l'accordo sul nucleare iraniano del 2015 stipulato da Barack Obama, sostenendo che l'attuale memorandum di intesa di Trump sia perfino peggiore perché concede all'Iran concessioni immediate, senza un'adeguata supervisione e senza affrontare i problemi di fondo. Lo scrittore saudita Abdullah al-Shadi ha scritto su X: un pessimo accordo, forse perfino peggiore dell'accordo del presidente Obama. E il giornalista iracheno-libanese Hussein Abd al-Hussein ha scritto: il memorandum di intesa tra Stati Uniti e Iran sospenderà le sanzioni sulle vendite che l'accordo di Obama aveva sospeso. Obama le ha sospese in cambio del monitoraggio dell'arricchimento iraniano, l'uranio. Trump le ha sospese per l'ambiguità in cui l'Iran tiene nascosto il suo programma nucleare, ma non lo abbandona. Lo scrittore saudita Muhammad al-Quaiz ha condiviso un'immagine, sempre generata dall'intelligenza artificiale, dell'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama, che ride mentre legge il libro The Art of Deal di Trump e ha commentato: l'accordo fra Stati Uniti e Iran è perfino peggiore di quello che è trapelato. E ancora Muhammad al-Huni, questa è un'amplissima rassegna stampa del mondo arabo che fornisce memri.org. Muhammad al-Huni, direttore del quotidiano emiratino Al-Arab con sede a Londra, ha sostenuto a sua volta che Trump, che in precedenza aveva criticato l'accordo di Obama, ha firmato ora un memorandum di intesa che concede all'Iran immediato sollievo economico, senza affrontare le questioni sottostanti più complesse. E ha aggiunto: quando Barack Obama firmò il suo accordo, 2015, il documento era il risultato di 2 anni di negoziati e fu concluso con la partecipazione delle principali potenze: Regno Unito, Francia, Germania, Russia, Cina, Unione Europea. L'accordo di 160 pagine imponeva severe restrizioni al programma nucleare iraniano, garantendo al contempo agli ispettori internazionali un accesso senza precedenti. Ma Trump, che nel 2018 aveva descritto l'accordo di Obama come deperito e marcio, si ritirò da tale accordo, aprendo così la strada a uno scontro che si intensificò negli anni. Il conflitto raggiunge l'apice nel febbraio 2026, quando Stati Uniti e Israele lanciano una campagna aerea su larga scala contro l'Iran. Dopo 4 mesi di guerra, Trump è costretto a tornare al tavolo dei negoziati, ma stavolta i colloqui con l'Iran sono bilaterali, senza la partecipazione di alcun partner internazionale. E ancora, l'accordo di Obama era definitivo e dettagliato, conteneva impegni chiari nei confronti dell'Iran, tempistica definita, rigorosi meccanismi di monitoraggio e sanzioni. Al contrario, il memorandum d'intesa di Trump è un quadro di 14 punti.
Gran parte dell'accordo di Obama mirava a limitare la capacità dell'Iran di produrre uranio altamente arricchito, insieme al monitoraggio continuo da parte dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica. L'Iran ha rispettato queste restrizioni fino a quando Trump non si è ritirato dall'accordo. Il memorandum d'intesa di Trump, al contrario, richiede semplicemente all'Iran di ribadire che non cercherà di acquisire o sviluppare armi nucleari, un impegno simile a quello contenuto nell'accordo di Obama, ma senza alcun dettaglio tecnico. Conclude a questo punto Muhammad al-Huni, direttore del quotidiano Al-Arab degli Emirati Arabi con sede a Londra. Trump criticò duramente Obama per aver raggiunto un accordo che considerava inadeguato. Oggi presenta un memorandum di intesa che rimanda tutte le questioni spinose a negoziati futuri, ma garantisce al contempo all'Iran immediate concessioni economiche. Trump ha fallito nel raggiungere un vero accordo con l'Iran? La risposta dipende da come si definisce il termine accordo. Se un accordo significa porre fine alla guerra il più rapidamente possibile, allora Trump ci è riuscito. Ma se significa un accordo globale che garantisca all'Iran di non avere armi nucleari e limiti la sua influenza regionale, allora finora Trump non ha ottenuto altro che una promessa per il futuro. Per concludere, altri autori hanno espresso profonda preoccupazione per il fatto che il memorandum d'intesa abbandoni il Libano al suo destino, lasciando intatto l'arsenale di Hezbollah e convogliando verso di esso ingenti risorse finanziarie, esercitando al contempo pressioni inappropriate su Israele. Khalid al-Oujan ha scritto nel suo articolo sul quotidiano saudita Makkah che il memorandum d'intesa conferisce all'Iran la tutela del Libano, perché accoglie la richiesta iraniana di cessare la guerra contro il Libano, intendendo in realtà lo scontro con Hezbollah. Ciò comporta numerose implicazioni negative, come la legittimazione delle milizie e il loro riconoscimento come attori attivi negli affari e nei conflitti della regione, minando così gli sforzi del Libano per privare Hezbollah delle sue armi illegali. Khalid al-Oujan aggiunge che il memorandum d'intesa consente ai gruppi regionali filo-iraniani di crescere, non richiedendo la cessazione dei finanziamenti a questi gruppi terroristici come condizione per ogni accordo. Il memorandum d'intesa garantirà invece al corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche iraniane un'influenza, una capacità di penetrazione e un potere ancora maggiori, nonché un margine di manovra più ampio, per fornire a questi gruppi pieno supporto, e riporterà in primo piano i concetti di resistenza, asse della resistenza, unità dei fronti, in una forma ancor più spietata di prima. Le domande chiave, conclude Khalid al-Oujan, la domanda chiave che è legittimo porsi, anzi le domande che è legittimo porsi sono: cosa dire dei missili balistici e dei droni? Come si può stabilire la pace mentre le armi dei gruppi filo-iraniani rimangono incontrollate in paesi che non hanno la capacità di confiscarle? I recenti attacchi delle unità di mobilitazione popolare irachena contro l'Arabia Saudita e gli stati del Golfo non hanno forse dimostrato che le milizie sostenute dall'Iran sono quelle che più gravemente destabilizzano la sicurezza e sconvolgono l'ordine regionale? Se Hezbollah o le unità di mobilitazione popolare esistessero entro i confini americani, come reagirebbero gli Stati Uniti? A mio avviso, conclude il commentatore, la risposta ci riporterebbe alla scena dell'invasione americana di Caracas, Venezuela, e alla rimozione del suo presidente dalla sua camera da letto perché considerato una minaccia per gli Stati Uniti. Concludiamo questa approfondita rassegna stampa offertaci da Memri.org con un'altra analisi, quella del giornalista libanese Nadim Koteish, che ha scritto nel suo articolo del 18 giugno che questo accordo Stati Uniti-Iran pone fine alla guerra di Hezbollah, lo priva del pretesto per combattere, ma lascia intatte le sue armi, e l'Iran preferisce così, perché un Hezbollah armato ma silenzioso è uno strumento efficace che si può riattivare nel prossimo round di negoziati. Quindi l'accordo ferma la guerra ma lascia intatta la milizia. E il giornalista iracheno-libanese Hussein Abd al-Hussein ha condiviso un titolo del New York Post in cui si afferma che l'Iran ha promesso di aiutare Hezbollah una volta che i suoi beni saranno sbloccati e le sanzioni revocate. E ha commentato: 24 miliardi di dollari sono un sacco di missili e droni per Hezbollah.
L'ultimo commento citato è quello dell'emiratino Amiad Taha, che si è congratulato sarcasticamente con Trump per un accordo che avrebbe minato la fiducia del mondo nei suoi confronti, e ha anche criticato il presidente degli Stati Uniti per avere chiesto a Israele di non attaccare Hezbollah in Libano. Ha scritto: "Saluti, presidente Trump. Potresti avere ottenuto un accordo temporaneo, ma hai scosso la fiducia di quasi tutti quelli che ti circondano, tranne forse J.D. Vance e la guida suprema dell'Iran. Attaccare gli amici che ti sono stati accanto in tempo di guerra, mentre difendi un nemico che ha attaccato entrambi, è il modo in cui le nazioni smettono di fidarsi di te, anche se continuano a sorridere per le telecamere. Per come molti di noi, me compreso, la vedono, Israele è il più grande alleato dell'America in Medio Oriente. Dire a Israele di non colpire Hezbollah per il bene di un accordo con l'Iran è come dire all'America di non colpire Al-Qaeda perché stai negoziando con Hamas. È un accordo che dura solo 60 giorni? Questa non è diplomazia. È un cessate il fuoco con una data di scadenza più breve di quella del cartone del latte. Così il commentatore degli Emirati Arabi Amiad Taha. Con questo chiudiamo la amplissima, ma credo interessantissima rassegna stampa di alcune delle testate del mondo arabo. Peraltro trovate un articolo molto interessante anche su gatestoneinstitute.org a firma di Khaled Abu Toameh, che ci racconta di come dal MAGA, Make America Great Again, siamo arrivati al MIGA, Make Iran Great Again, cioè rendere di nuovo grande il regime iraniano. Molti arabi si oppongono con veemenza al memorandum di intesa di Trump. Questo pezzo lo trovate in home page su Gatestone Institute, ma siccome manca pochissimo ve lo cito soltanto, andatevelo a leggere, il pezzo di Khaled Abu Toameh su gatestoneinstitute.org, MIGA, rendere di nuovo grande il regime iraniano. Ma oltre a questo vi segnalo anche, qui andiamo a una persona che conosciamo bene, il professor Ugo Volli, che sul sito della comunità ebraica di Roma, shalom.it, commenta la settimana di Israele, le prospettive dopo il referendum. Un accordo pessimo per Israele dal punto di vista di tutti in Israele, di molti anche negli Stati Uniti. Un accordo che avrà conseguenze soprattutto negative soprattutto per Israele e anche per Israele. Comunque ve lo cito questo pezzo che si intitola La settimana di Israele, prospettive dopo il memorandum, su shalom.it, a firma del professor Ugo Volli. Una cosa molto interessante invece, faccio in tempo a citarvela, sul sito sempre di memory.org, è un articolo riguardante una cosa un po' soprasseduta, diciamo poco valutata in questi giorni, ma pochi giorni fa, il 27 maggio 2026, c'è stata la firma di un patto tecnico-militare tra i talebani afghani e la Russia. La Russia fu l'occupante dell'Afghanistan tanti anni fa, ritorna ora in Afghanistan per contenere l'aggressività dell'esercito pakistano. Dal 79 all'89 la Russia è stata invasore e occupante dell'Afghanistan, fino alla sconfitta militare subita per mano dei mujahideen afghani. Il 27 maggio scorso Kabul e Mosca hanno firmato un accordo tecnico-militare che per i talebani ha lo scopo di rafforzare la sicurezza nazionale, non è diretto contro nessun altro paese. L'accordo permette a Mosca di riparare le attrezzature di difesa di epoca sovietica ed è stato firmato a margine di un forum internazionale sulla sicurezza. Insomma, il patto tecnico-militare fresco di firma tra i talebani afghani e la Russia. Mentre su asianews.it, poi non facciamo in tempo ad ascoltare il brano musicale perché sono le 10.59, comunque se volete ascoltarvelo per conto vostro cercatelo perché è molto bello il brano che avevo intenzione di mandare e che è un'interpretazione del pianista Dick Hyman del pezzo di George Gershwin, They Can't Take That Away From Me. Detto questo, vi cito soltanto un interessantissimo pezzo su asianews.it a proposito del boom delle droghe e degli scam center, cioè i centri per le truffe online. La manovalanza e l'organizzazione è spesso cinese, ma hanno delocalizzato nelle altre nazioni del sud-est asiatico e il commercio di droghe, metanfetamine, acidi e compagnia cantante, le commissioni di truffe online stanno esplodendo sempre di più, crescendo a ritmo incredibile
nel sud-est asiatico. Stiamo parlando di Thailandia, Cambogia, Laos, l'ex Birmania, cioè Myanmar, dove ha compiuto 81 anni Aung San Suu Kyi, ma non gliene è fregato niente a nessuno e ancora non si sa dove sia. Thailandia e Vietnam, appunto. Sequestri di metanfetamine in crescita e di droghe varie e boom anche dei centri per le truffe online. Con questo ci salutiamo. Un dato simpatico ce lo fornisce anche truenumbers.it. La fortuna in Italia, il gioco d'azzardo, 164 miliardi di euro nel 2025, lo Stato incassa 10 miliardi e 300 milioni. Giocate, giocate popolo, divertitevi popolo. Avete ascoltato Auto da Fè. Et la radio, Jean-Pierre les voitures et puis les cornichons.